Buongiorno, commissario. Che succede? Sono scappate le anguille? È sempre un piacere venire al Ginestrin, anche se non è stagione di ginestre. Mi sarei annunciato, ma le vostre linee telefoniche sono interrotte da ieri notte. Ero preoccupato potesse esservi successo qualcosa, ma vi vedo bene. Quindi immagino che non vi abbiano creato troppi problemi. Chi avrebbe dovuto crearci dei problemi, commissario? No, non mi dica che siamo arrivati tardi. I due ladri. Una ragazza con la mano ferita e un ragazzo, alto, magro. Guidavano una moto e hanno seminato una volante che li seguiva. E questo è il guanto di un motociclista. Anche il palmo consumato. Hanno rubato una barca al porto. Possono essere arrivati solo qui. Oltre quest'isola c'è il mare e penso sia improbabile che lo abbiano affrontato con quella barchetta di notte, nella nebbia. Su quest'isola abitate solo voi. Giovanni, tu ne sai qualcosa? No, signore, nulla. E poi stanotte Pangloss era libero, come sempre. Se fossero arrivati due ladri, li avrebbe fatti a pezzi. Lei ha in mente Pangloss, il nostro Doberman. Sì, certo. Il guanto l'avrà portato qui in mare. Certo, capisco. Beh, allora arrivederci, Raffi. Arrivederci, commissario. Arrivederci. Arrivederci.